Gilet catarifrangente, caschetto in testa e le macchine in azione. Sono in fase di completamento i lavori all'imbocco sud della nuova galleria Pala Rossa, dove lo scavo ha raggiunto i 200 metri lineari dei 900 complessivi. Il tunnel lungo la strada regionale 50 del Grappa e del Passo Rolle collegherà il Feltrino, la Bassa Valbelluna e l'Alto Trevigiano con il Primiero. Un importante e strategico collegamento tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. La galleria sostanzialmente sostituirà rettificando il tracciato dell'attuale strada regionale, mettendo in sicurezza un tratto molto pericoloso per la presenza di caduta a masse e di un restringimento sulla careggiata. 5 metri di altezza e con una larghezza minima di careggiata di 7 metri, con 2 banchine laterali di 1 metro ciascuna, la galleria sarà dotata di impianti all'avanguardia. Lo stato di avanzamento dei lavori, che hanno subito dei rallentamenti per problemi di finanziamento, è stato monitorato con un sopralluogo, in vista anche della prossima apertura delle attività sul fronte nord. La strategicità di quest'opera per il Trentino è data dal collegamento della viabilità e del traffico tra la Bassa Valsugana e il Primiero. I lavori stanno procedendo bene. La galleria è una galleria che sarà di circa 900 metri, oggi i lavori interni sono arrivati a più di 200 metri di lavori, quindi bene, e stiamo procedendo per ultimarla nel miglior dei modi. Questo cantiere della Galleria di Pala Rossa è un esempio di sinergia tra enti, in questo caso ANAS, Fondi Comuni di Confine e Provincia Autonoma di Trento, per dare delle risposte importanti a criticità che ci sono sul territorio. Auspichiamo che questo modello, questo modo di vedere le soluzioni ai problemi prosegua anche in futuro, perché la sinergia e il lavoro di squadra riesce sempre a dare risposte importanti ai cittadini e ai territori. Il progetto, del valore di circa 25 milioni di euro, è stato finanziato dal Fondo Comuni Confinanti, dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla società ANAS. Abbiamo avuto delle fasi un po' delicate all'inizio, poi le lavorazioni sono andate avanti molto speditamente fino ad incontrare una fase di scavo un po' più delicata che ha comportato un po' di rallentamenti. E il termine dei lavori, come diceva la vicepresidente, non lo diciamo per scaramanzia, e solo dopo la ripresa degli scavi si potrà più concretamente fare una programmazione definita.